A Milano, tragico deragliamento di un treno, 4 morti e un centinaio di feriti, di cui 5 gravi, ripercussioni in Veneto sulle linee Milano-Udine e Milano-Venezia, alcuni convogli deviati su altre tratte. La Corte di Giustizia Europea condanna l'Italia a far riscuotere 1,3 miliardi di multe dai produttori, 400 milioni da pagare in Veneto, gli irriducibili restano sul piede di guerra. Incassavano assegni sociali senza averne titolo, la Guardia di Finanza di Treviso denuncia 12 stranieri e 2 italiani per danno erariale, negli ultimi 5 anni ha montato oltre 500.000 euro. La DIA di Padova arresta in Messico un napoletano latitante dal 2007, condannato a 9 anni di carcere per estorsione e usura, reati commessi a Verona e Brescia. Scontrino shock a Venezia, mentre continuano gli accertamenti della finanza sul locale in centro storico, il consolato giapponese consiglia ai connazionali di evitare il capoluogo lagunare. A pochi giorni dall'inizio del carnevale si racconta Elisa Costantini, Maria 2017 e Angelo 2018. La Voga alla Veneta dice: resta la mia grande passione. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno, dunque ben ritrovati, la prima edizione dei nostri telegiornali che si apre con le drammatiche immagini, le tragiche immagini di quanto accaduto stamane poco prima delle 7, le 6:57 per la precisione di stamattina tra Pioltello e Segrate. Siamo alle porte di Milano con il treno delle ferrovie Trenord 10452 deragliato. Per cause ovviamente ancora in corso di accertamento, con un bilancio pesantissimo, già ora pesante ma in costante evoluzione, perché i morti accertati sono 4, un centinaio i feriti, e di questi 100 feriti almeno 5 gravi, ma come dicevamo è un bilancio in costante aggiornamento. Il treno era partito da Cremona, era diretto alla stazione di Milano Porta Garibaldi, e poi c'è stato questo deragliamento tra Pioltello e Segrate. Tutti i feriti sono stati estratti dai vagoni, a quanto è dato sapere, e si parla, le primissime informazioni, del cedimento del binario in quel tratto, almeno così ha detto poco fa il questore di Milano. La procura intanto ha aperto un'inchiesta per disastro colposo ferroviario, ovviamente tutto quanto ancora da accertare, e la prima cosa ovviamente è dare soccorso ai feriti e accertare che non sia ancora più grave il disastro, il bilancio di questo disastro ferroviario, un disastro ferroviario che peraltro sta avendo pesanti ripercussioni anche sui collegamenti con il Veneto, dove si segnalano diverse corse in ritardo di oltre un'ora. Ad esempio il Frecciarossa Milano-Udine 9703 delle 6:45 è rimasto fermo quasi 2 ore. A Milano Lambrate viaggia con un ritardo di 207 minuti. Il Frecciarossa Milano-Venezia 9705 delle 7:15 è partito un quarto d'ora prima delle 10, accumulando 102 minuti di ritardo. Per quanto riguarda le altre linee, per adesso non si segnalerebbero altri disagi. E Trenitalia nel frattempo ha annunciato che i treni a lunga percorrenza di Trenitalia della direttrice Trieste-Venezia-Milano sono deviati lungo l'itinerario Venezia-Verona-Bologna-Milano con tempi di percorrenza più lunghi. La rete ferroviaria italiana è pronta a dare il via libera al ripristino della circolazione su 2 dei 4 binari nei pressi della stazione di Pioltello, dove è avvenuto il deragliamento, appena saranno ultimate le operazioni di soccorso. Ovviamente saranno garantite anche le condizioni di sicurezza per il transito dei treni. Questa è la situazione al momento di quanto accaduto a Milano, con le ripercussioni a nord-est, non solo in Veneto. Adesso parliamo invece della stangata anche per il Veneto per quanto riguarda le quote latte, con la Corte di Giustizia Europea che condanna l'Italia a far riscuotere 1,3 miliardi di euro di multe dai produttori. Sono circa 400 milioni da pagare in Veneto. C'è anche ovviamente una polemica politica in atto e ci sono anche gli irriducibili che dicono: noi non pagheremo. Quando si dice il gioco del caso, in questi giorni scocca il 20° anniversario della battaglia di Vancimuglio, immagini che fecero il giro dell'Italia, allevatori e trattori in strada, letame sparato come protesta, tafferugli e guerra sulle quote latte. E il suggello a questo Amarcord arriva sotto forma di stangata, firmata Corte di Giustizia Europea. L'Italia è condannata per il mancato recupero di qualcosa come 1,3 miliardi di euro dai produttori di latte inadempienti nel periodo 1995-2009. E il Veneto, che fu avamposto della protesta più dura, potrebbe saldare uno dei conti più salati. Assieme alla Lombardia è infatti la regione vertice per produzione, 3.474 le stalle e 777 i debitori latte a fine novembre scorso.
L'Italia ha pagato il dovuto a Bruxelles, ma, contestano i giudici europei, non ha predisposto i mezzi legislativi e amministrativi idonei ad assicurare il successivo regolare recupero delle multe a carico dei produttori responsabili della sovrapproduzione. La somma complessivamente versata da Roma è di 2,3 miliardi di euro. Dai produttori sono stati riscossi 356 milioni, mentre 414 milioni sono oggetto di rateizzazione, per un totale di 770 milioni. E ora che non si può più dilazionare, dovrebbe essere in arrivo una montagna di nuove cartelle esattoriali. In questo panorama è un tutti contro tutti. Il centro-sinistra, con il ministro dell'Agricoltura Martina, attacca la Lega. Una pesante eredità, dice, che ha forti responsabilità nelle scelte fatte in particolare dal Carroccio e dalla destra, a quel tempo al governo. Purtroppo, continua, prima del 2014 sono state prese decisioni che hanno danneggiato migliaia di allevatori onesti e tutti i cittadini. Pronta la replica del governatore Luca Zaia, ex ministro dell'Agricoltura, che rivendica invece la individuazione di una prima soluzione al problema, ovvero la rateizzazione delle multe. Credo di essere stato l'unico ministro, dice, a introdurre per la prima volta una rateizzazione onerosa, pagando degli interessi, e continua. Questa sentenza parla di una mega multa che coinvolge gli anni fino al 2009, proprio quando io ho fatto la legge. E mentre Coldiretti sta dalla parte di chi negli anni ha saldato il conto, gli irriducibili delle quote latte, allevatori che potrebbero dover pagare cifre stellari, restano fermi sulle loro posizioni. Non pagheremo. E la battaglia, dopo quella di 20 anni fa sulle strade, rischia di spostarsi nelle aule di giustizia con barricate nei tribunali. Ma ci sono altre multe che riguardano invece chi non ha pagato il ticket tra il 2016 e il 2017, raccomandate ai cartelli esattoriali in arrivo a Padova e provincia. Ci hanno provato con l'avviso bonario scrivendo 16.000 lettere di sollecito. Solo poco più di 6.000 cittadini però hanno risposto saldando il debito con Lusseoganea, che è passata al contrattacco rivolgendosi ad Equitalia. Gli utenti morosi si vedranno adesso recapitare a casa prima una lettera raccomandata cui seguirà la cartella esattoriale. Un buco da 820.000 euro nelle casse, quello che tenta di saldare Lusseoganea, che ha preso in carico le prestazioni dell'ex ULSS 15, 16 e 17. Una disposizione nazionale, quella che le obbliga ad agire nel recupero crediti. In testa, tra i ticket più dimenticati, quelli di accesso al pronto soccorso, le visite ambulatoriali e anche le mancate disdette di prestazioni prenotate. Dal 2017 l'alert di mancato pagamento scatta praticamente in automatico grazie all'utilizzo di un nuovo software. Cittadini avvisati, d'ora in poi non si scherza più. Truffa aggravata ai danni dello Stato, la Finanza di Treviso ha denunciato 14 soggetti che ricevevano indebitamente l'assegno sociale, calcolato un danno erariale di oltre 500.000 euro. Una coppia di anziani che si era separata appositamente per riscuotere l'assegno sociale ma che continuava a vivere sotto lo stesso tetto. E poi 12 stranieri, come la badante brasiliana che, pur rientrata in patria, manteneva la residenza nella Marca e si faceva versare l'indennità sul conto corrente italiano, sono alcuni dei soggetti denunciati dalla Guardia di Finanza di Treviso per aver incassato assegni sociali senza averne titolo, e il danno erariale negli ultimi 5 anni è ammontato a oltre 500.000 euro. Nei guai sono finiti 12 stranieri e i 2 italiani. Gli uomini delle Fiamme Gialle hanno passato al setaccio oltre 1.000 posizioni di soggetti beneficiari di assegni sociali. L'incrocio di dati, compresi quelli bancari, ha permesso di individuare una dozzina di percettori indebiti della prestazione assistenziale erogata dall'INPS, riservata ad anziani ultra 65enni in condizioni economiche particolarmente disagiate. Contribuzione sociale di cui possono beneficiare anche gli stranieri con effettiva residenza in Italia per un minimo di 10 anni. I finanzieri hanno accertato riscossioni di assegni a persone decedute e ad altri indagati solo formalmente residenti sul suolo nazionale. Adesso a Padova per parlare di la cattura di un latitante, una persona che era sfuggiva alla giustizia da 9 anni, un uomo che aveva compiuto usura e estorsione tra il veronese e il bresciano. A catturarlo la DIA di Padova, ci dice tutto al telefono Guido Barbato. Guido. Buongiorno da Padova. È stato preso dopo 10 anni di latitanza lo strozzino del lago di Garda. Salvatore Longo, 44 anni, napoletano, è stato arrestato stamattina a Madrid dagli uomini della DIA, Direzione Investigativa Antimafia di Padova, proveniente dal Messico dove si nascondeva, continuando fino al 2007 a fare comunque le sue attività di malvivente. In quell'anno venne condannato dal Tribunale di Verona come colpevole di usura e estorsione a 9 anni di carcere.
Le sue vittime erano negozianti, ambulanti, veneti del settore dell'abbigliamento in pelle, in difficoltà economiche, ai quali prestava denaro con tassi del 204%. Longo e le sue attività criminali facevano riferimento, così ha appunto concluso la DIA, al clan camorrista Licciardi, attivo a sud di Napoli, quartiere di Secondigliano Scampia. Le mani della camorra, oltre a proporre denaro a usura, si stringevano al collo dei commercianti veneti con l'acquisto obbligatorio da parte di questi di merce loro contraffatta, sopravvalutata, da pagare comunque al clan pena violente ritorsioni o la cessione dell'attività. Da Padova, linea allo studio. Grazie Guido Barbato. Adesso parliamo di 2 interventi dei Vigili del Fuoco nella notte. Un grave incendio è scoppiato ieri sera alla Piave Trasporti di Spresiano. Sono state distrutte 3 motrici che si trovavano all'esterno della sede dell'azienda, che fortunatamente non è stata intaccata dalle fiamme, dalle allarme. Alcuni passanti che hanno visto il fumo e il fuoco nell'azienda. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Treviso e Montebelluna, aggiunti anche i carabinieri di Spresiano. Operazioni di spegnimento e messa in sicurezza terminate dopo le 23. Ovviamente sulle cause dell'incendio stanno indagando i Vigili del Fuoco e i militari dell'Arma. Questa mattina alla Piave Trasporti è giunta anche una squadra del nucleo investigativo antincendio territoriale dei Vigili del Fuoco. E ieri sera, paura a Bassano del Grappa, questo è un altro intervento dei Vigili del Fuoco per un incendio in un'abitazione. Una donna di 103 anni che era rimasta bloccata dal fumo all'interno della sua casa a causa di un principio di incendio. Le fiamme hanno avvolto il piano superiore dove si trovava la nonnina. Sul posto i pompieri che sono riusciti a portare in salvo l'anziana. È stata presa in cura dagli uomini del 118 e trasportata in ospedale, nell'ospedale cittadino. Le cause del principio di incendio potrebbero essere riconducibili a cause elettriche e sono al vaglio della squadra intervenuta. Torniamo a Milano però adesso. A Milano abbiamo aperto purtroppo con la tragedia del treno deragliato e i suoi effetti in Veneto. C'è qualcosa di Veneto anche nella tragedia sfiorata a Milano 2 giorni fa. Milano che ha rivissuto l'incubo Kabobo, un immigrato che ha preso a sprangate a caso una persona che aspettava il tram in città. Ebbene, è stato arrestato quest'uomo e quest'uomo si è scoperto, questo straniero ha vissuto fino a poco tempo fa nel Trevigiano. Tutto è accaduto all'improvviso. Un cittadino del Camerun, 32enne, è sceso da un mezzo pubblico ed ha subito dato in escandescenza, ha preso a calcio un bidone dell'immondizia. Poi, in preda alla rabbia, prima ha tentato di sradicare un paletto in legno, non riuscendo si è impossessato di una spranga trovata in una zona poco lontana dove erano in corso dei lavori. Il grave episodio è avvenuto a Milano. Il 32enne, senza nessun motivo, è tornato alla fermata del tram ed ha colpito alle spalle un 31enne serbo che non si è accorto della presenza dell'aggressore perché stava ascoltando la musica con le cuffiette. La vittima è caduta a terra e il camerunense lo ha colpito più volte fino a quanto altri passanti sono riusciti a fermarlo. L'uomo poi fuggito ma è stato raggiunto e bloccato dai carabinieri. Un arresto non facile. Il 32enne si è scagliato contro i militari dell'Arma minacciandoli con la stessa spranga. L'uomo fino a 3 anni fa era residente a Pieve di Soligo. È emerso che ha dei precedenti penali, una condanna di 6 mesi con pena sospesa dal Tribunale di Treviso del 2015 per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La vittima, il 31enne, è stato trasportato al Policlinico di Milano in gravi condizioni. È vivo per miracolo. Ricorderete il furgone lanciato come un ariete contro il gasoline, il locale di Padova. Ora un ex abitante del campo Rom di via Bassette a Padova andrà a processo per aver sfiorato la strage. Quella notte avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche, con persone schiacciate contro un muro. Il furgone impazzito aveva centrato la vetrina del locale Gasoline all'Arcella, affollatissimo come ogni venerdì sera. Ora Mercedes Seferovic, il 23enne di origine rom, ex abitante del campo di via Bassetti, alla guida di quel furgone, andrà a processo. Il pubblico ministero Sergio Dini ha chiuso l'indagine con la richiesta di giudizio immediato. Tentato omicidio plurimo, guida senza patente e in stato di ebbrezza, lesioni volontarie nei confronti del titolare del locale, danneggiamenti aggravati e rissa. Queste le accuse contestate. La notte tra il 10 e l'11 novembre scorso, dopo la lite violenta all'interno del locale, il ragazzo era uscito e si era messo alla guida del Fiat Ducato, lanciandosi contro il gruppo di giovani che si trovavano davanti alla vetrina del Gasoline. Poteva essere una strage, a stabilirlo anche la consulenza tecnico-dinamica affidata dal magistrato ad un esperto. Solo la prontezza dei riflessi ha salvato i ragazzi scampati a morte sicura.
Mercedes Seferovic, figlio di Elvis, il capofamiglia dell'ex campo di Via Bassette, attualmente si trova ai domiciliari in un appartamento di edilizia residenziale pubblica. Un paradosso della giustizia, un paradosso giudiziario che viene da Vicenza, sentiamo. Lui è un killer pluriomicida. Nel 2000 ha ucciso prima la fidanzata e poi la suocera, fuggendo con una bimba piccola per poi consegnarsi ai carabinieri. Così è finito in carcere, ma la cella è troppo piccola e scomoda secondo gli standard europei. Così il nomade killer, condannato a 28 anni di reclusione, ha già ottenuto uno sconto di pena di 57 giorni. Uno sconto troppo piccolo secondo il suo parere, che lo ha scontentato, così come esiguo per lui è il risarcimento ottenuto dal tribunale. Per questo ha presentato ricorso in Cassazione per far valere i suoi diritti. Adesso la pubblicità, poi torneremo a parlare del conto shock di Venezia, ma anche del carnevale. Rieccoci in studio, prima edizione del nostro telegiornale, dunque a Venezia, dove si continua a parlare del conto shock all'Osteria da Lucca. Adesso ci si mette anche il consolato del Giappone a consigliare ai suoi connazionali di non venire a Venezia. Ci racconta tutto Ilaria Marchiori, proprio da Venezia, in diretta telefonica. Ilaria. Buongiorno da Venezia, una mail per avvertire di fare attenzione al rischio truffe in città con tanto di istruzioni su come comportarsi nel caso in cui si abbia il sospetto di essere stati raggirati. Ad inviarla è stato il consolato giapponese di Milano per mettere in guardia i propri connazionali che si trovano in città. Non si fa il nome del ristorante veneziano in questi giorni al centro di polemiche per il conto folle da 1143 euro, però la comunicazione si riferisce a studenti derubati ed è stata inviata a tutti i giapponesi che vivono appunto nel nord Italia e anche ai turisti che prima della partenza si sono registrati sul sito del Ministero degli Esteri. Seguono indicazioni pratiche sui comportamenti da tenere in casi del genere, come ad esempio chi si reca a Venezia, si legge, deve stare attento soprattutto nella scelta dei ristoranti e del menù, quindi un invito nel caso si resti vittime di una truffa simile a denunciare i fatti alle forze di polizia, tenere lo scontrino e annotarsi anche nome e indirizzo del locale, quindi velatamente si parla comunque di un ristorante. La mail parla di un'altra piaga molto diffusa in laguna, ovvero i borseggi, e avverte quindi di fare molta attenzione anche ai manolesta. E poi ci sono numeri e indirizzi per mettersi in contatto con il consolato giapponese a Milano. Insomma, Venezia in questi giorni non ci sta certo facendo una grande figura. E intanto continuano gli accertamenti sia della Guardia di Finanza che della Polizia Locale e dell'ULSS all'interno del ristorante da Lucca. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori. E non ci sono solo quei turisti stangati, diciamo così, dallo scontrino tra le vittime di questa storia, c'è anche chi ha un nome uguale a quell'osteria e che si trova ovviamente bersagliato di attacchi a causa di un equivoco. Mi telefono, mi mandano insulti via mail, leggo internet e telefono con telefonate prenotazioni irrisorie. Dico 4 bistecche per cortesia, ma non meno di 2000 euro, per cortesia vorrei un brunello però che sia una bottiglia da 1000 euro. Questa roba qua è che hanno negativamente, no. Noi veniamo via dalla ristorazione di Venezia, per 14 anni abbiamo gestito il ristorante Righiera a Venezia, alle Zattere. Trovarci a scontrarci con queste persone che, scusami, improvvisate, non voglio dire niente di più, ci ha penalizzato, niente di più. A parlare è Luca Bonicelli, titolare dell'Osteria da Lucca di Carpenedo. Non Venezia dunque, ma Mestre. Eppure nel web, e non solo, questo si fatica a capirlo, e in molti confondono il locale di Bonicelli con quello omonimo a pochi passi da Piazza San Marco. In questi giorni è al centro di numerose polemiche per lo scontrino da oltre 1000 euro. Critiche e disprezzo gratuiti su TripAdvisor. Tramite TripAdvisor, che questa ha avuto delle recensioni pessime e scaricavano su di me. È da ieri mattina che vado avanti, da ieri mattina che proprio continuo a mandare dalla Spagna e il mondo. Dopo mi ha mandato le scuse da Barcellona e dalla Grecia, vergognatevi, siete la vergogna della cucina veneziana.
Eppure Luca e la moglie, aperti da poco più di 4 anni, hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo. Trovarsi in questa situazione fa rabbia. Come agire? La polizia urbana vada effettivamente a controllare prezzi, qualità. No, adesso si svegliano. Ho scoperto che nel 2015 sto scemo qua, non so, sono fermato anche all'aeroporto. Noi italiani, diciamo, così combiniamo qualcosa di male, subito, questi qua, un Porsche da 300.000 euro, successo quel che è successo nel 2015, o no? Quindi sappiamo, anche l'attività commerciale, cioè, guardate a chi le date. Quel che è certo è che Bonicelli non ha alcuna intenzione di cambiare il nome del suo locale. Non sono io a doverlo fare, conclude. Fortunatamente Venezia è anche altro, ad esempio è Carnevale, pochissimi giorni al via, e allora abbiamo incontrato Elisa Costantini. Sarà lei, la Maria del 2017, a scendere dal campanile di San Marco come angelo del 2018. Allora ecco cosa ci ha raccontato. Emozionatissima, è soprattutto un grandissimo onore per me. Da Maria a protagonista del volo dell'angelo. Sarà la 19enne Elisa Costantini quest'anno a scendere dal campanile di San Marco. Un altro momento emozionante della sua vita dopo l'incoronazione nel 2017 a Maria dell'anno. Alla fine non ho neanche problemi di vertigini, altezza, per me, anzi mi piace. Nessuna indiscrezione su ciò che indosserà. È una sorpresa anche per me, non so nulla. Non voglio aspettarmi niente per non rimanere delusa, o comunque sono sicura che sarà fantastico come tutti gli altri anni. La bellezza non è tutto, dice Elisa, che da 10 anni pratica voga alla Veneta e ha un piccolo sogno nel cassetto. A livello agonistico, diciamo, dai, speriamo di vincere la regata storica. E poi un consiglio a tutte le ragazze che volessero vivere l'esperienza della Maria. Di essere naturali, di essere soprattutto semplici, e nel momento in cui si diventa una delle 12 Marie di godersi tutto dall'inizio alla fine senza cercare di non perdersi niente. Ogni attimo è prezioso. Restiamo nel veneziano per parlare di cultura e di arte con la mostra di Lina Sari, aperta a San Donà fino al 28 gennaio, una mostra particolare, parla dell'ignoto nell'arte. Una mostra che è anche un viaggio, un'indagine negli anfratti dell'anima e dello spirito. È Ignoto, questo il titolo della personale di Lina Sari, in esposizione nella Galleria Civica di San Donà di Piave. La Sari, trevigiana di Ormelle e docente al Liceo Artistico di Treviso, ha lavorato a Roma nello studio di Mario Schifano e negli anni '80 ha collaborato con personalità del calibro di Goffredo Parise e Andrea Zanzotto. Ma la mostra a San Donà espone l'ultima fase della sua produzione artistica, maturata dopo un viaggio rivelazione in Giappone. Introduce sulla quasi frenesia di creature, di colori, di fantasmagorie precedenti un elemento importantissimo, il vuoto, la calma. Quello che prima si costruiva come per sovrapposizioni successive trova adesso una struttura, ci sono più materiali sul quadro. Lavoro magari con tanti materiali tutti insieme, un po' un lavoro di alchimista, e dopo vado per esaurimento, per togliere, per cui le mie tecniche sono molteplici perché sono finalizzate a trovare, quindi ho bisogno di usare di tutto e poi di arrivare al nulla, cioè a quel poco che resta sulla tela. La poesia dell'amato Rilke, filo conduttore ideale del viaggio. La poesia è capace le parole sono capaci di entrare ovunque e di darti suggerimenti e possibilità. Per visitare la mostra c'è tempo fino a domenica. Siamo in chiusura, vi ricordo, lo dico ad antenna, lo spazio dedicato a voi, se volete segnalarci di servizi, problematiche del vostro quartiere, della vostra città, della vostra via. Redazione @antena3.it per scrivere una mail, lasciando ovviamente i vostri riferimenti telefonici 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria, oppure 351 175 5340 per sms o WhatsApp, e noi interverremo per cercare di risolvere la situazione. La programmazione adesso, fra pochissimo, ore 13, cercheremo di inoltrarci e di farci guidare sulla questione ex popolari, parliamo ovviamente delle banche e l'odissea delle banche con le ultime novità, e ad aiutarci in questo percorso sarà Giovanni Schiavon,
già presidente del Tribunale di Treviso, nonché ex presidente dell'Associazione degli azionisti di Veneto Banca. Faremo un po' il punto della situazione e quello che ci si può aspettare nei prossimi mesi, quindi sapete che alle 13 potete intervenire in diretta se volete raccontarci la vostra situazione. E poi questa sera 20:10, i riflettori puntati sulla politica, se ne parla ancora in questi giorni, le proposte shock di questa campagna elettorale che stanno provocando aspri dibattiti. Ne parliamo con Michele Mognato, l'onorevole Michele Mognato, deputato di Liberi e Uguali, e con Silvano Piazza del Partito Democratico. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Giornata molto grigia e nebbiosa sulle nostre regioni, anche con qualche disturbo in alcuni settori. Scopriamo dove con il dettaglio di giovedì 25 gennaio. Sul Veneto foschie, nebbie e nubi basse diffuse, specie al mattino, solo in parziale dissolvimento col passare delle ore. Più spazi soleggiati sul Bellunese. In serata qualche piovasco sarà possibile sui settori occidentali. Le temperature massime saranno comprese tra 5 e 9 gradi, valori minimi tra -2 e 5 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Giornata grigia sulla nostra regione, foschie, nebbie e nubi basse spesso resistenti su Pordenonese e Udinese. Cielo molto nuvoloso e coperto sui restanti settori con qualche piovasco dal pomeriggio. Le temperature massime saranno comprese tra 6 e 10 gradi, valori minimi tra 1 e 4 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Il tempo sarà asciutto e stabile sulla nostra regione, tuttavia con qualche nube sparsa ma anche con ampi spazi soleggiati. Entro seranotte deboli piovaschi sparsi saranno possibili sul Trentino. Vediamo anche le temperature, le massime saranno comprese tra 9 e 11 gradi, valori minimi tra -2 e 1 grado. Il mare sarà quasi calmo sulle coste, poco mosso al largo. I venti deboli da est sulle zone costiere e moderati al largo. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.